lavoratrici, cari lavoratori, carissime pensionate e pensionati che siete qui in piazza, scusate ma la mia altezza presuppone che abbassino i microfoni. Penso che il 1° maggio, festa del lavoro e dei lavoratori, festa che segna la storia delle conquiste del lavoro, meriterebbe anche parole di gioia e di festa. Sempre è stato così, per il lavoro nei campi, nelle fabbriche, nelle aziende. Quest'anno è un 1° maggio un po' particolare, lo hanno detto prima di me, e non solo per la ferita dell'Abruzzo, la grande ferita dell'Abruzzo che abbiamo avuto per il terremoto, ma anche perché spesso le opere degli uomini non sono tali da avere al primo posto l'idea della salvaguardia del nostro territorio, dei nostri insediamenti abitativi. Ma è un 1° maggio particolare perché lo viviamo in una fase di crisi straordinaria. Una fase di crisi straordinaria che sta vivendo il nostro Paese, che sta vivendo il grosso del mondo, sulla quale non basta, credo davvero non basti, dire è un evento per quanto straordinario, tuttavia passeggero, che magari possiamo già considerare alle nostre spalle e guardare oltre. Sappiamo che non è così e nessuno meglio di voi in questa piazza, dalla Safilo alle altre aziende in difficoltà che stanno qui, ma anche alle lavoratrici e ai lavoratori di quelle aziende che non sono andate ancora formalmente in difficoltà, ma che avvertono il peso di una contingenza che si fa via via più difficile, il peso dei problemi del credito, il peso dei problemi di come funziona il mercato interno e di esportazione, le difficoltà sui salari, ci tornerò dopo un momento. Una crisi che ancora morde profondo nella carne viva del mondo del lavoro di questo Paese. E morde nel profondo, e io non so e non penso che oggi qui bisogna esercitarsi su previsioni che forse in tanti, in troppi hanno dimostrato in questa fase di non potere e di non sapere fare. Quello che noi sappiamo con assoluta certezza è che gli effetti sull'occupazione, sulla tenuta del nostro sistema produttivo nazionale, nelle vostre zone come nel resto del Paese, è in una fase di grandissima preoccupazione. Di grandissima preoccupazione perché la cassa integrazione ha raggiunto i livelli che sappiamo, non pericolosi estremisti, ma l'Istat certifica ieri per ultimo che siamo non solo al quasi più 400% in più nell'ultimo bimestre di cassa integrazione, ma che cominciamo ad avere effetti sull'occupazione di straordinaria rilevanza. Cominciamo ad avere un 3% in più di disoccupati in questo Paese. E badate, la novità è che non è solo nel sud, tradizionalmente il luogo in cui si concentra la disoccupazione nel Paese, ma sono dati che ci dicono che rischiano di venire toccate zone ed aree del Paese che negli anni scorsi questi problemi oramai pensavano di essersi lasciati alle spalle. Abbiamo un popolo del lavoro in cassa integrazione che non è solo preoccupato del futuro, intanto ha un problema del presente, e questo 1° maggio è bene che lo ascoltino questa richiesta che sale da tutte le piazze d'Italia unitarie di questo 1° maggio. I lavoratori che vivono in cassa integrazione non ce la fanno a reggere quando la cassa integrazione dura più di un periodo breve,
eravamo già a salari bassi, ma lavoratori che da 1.200-1.300 euro passano a 700-750 euro di cassa integrazione, spesso non sono più in condizione di continuare a reggere la vita della propria famiglia, di continuare ad onorare gli impegni assunti, i mutui, i figli all'università, tutti i problemi che le famiglie italiane hanno oggi come hanno sempre avuto. E su questo noi esprimiamo una prima, forte, straordinaria richiesta al governo di questo Paese, ma anche alle istituzioni regionali con le quali di questo vogliamo discutere. C'è un problema immediato di come si risponde al disagio sociale del Paese. Nessuno può lavarsene le mani, nessuno può dire abbiamo fatto tutto quello che era possibile, perché non è vero che è stato fatto tutto quello che era possibile. Noi abbiamo un problema innanzitutto di adeguamento della cassa integrazione, parliamo di quella ordinaria, ma dovremmo parlare anche del resto, di adeguamento della cassa integrazione, di sostegno a quei lavoratori che stanno in cassa integrazione e che non ce la fanno più, ma dobbiamo avere la certezza che non si passerà dalla cassa integrazione ordinaria via via alla straordinaria e magari che si comincia a rompere in realtà produttive fondamentali del Paese, il rapporto tra i lavoratori di quelle aziende che sono il patrimonio di quelle aziende, quelli che li hanno fatti crescere, che hanno consentito l'innovazione, che hanno raggiunto livelli di produttività in alcune aziende, in alcune aree del Paese invidiabili, anche in Europa e nel mondo. Non è consentito che si spezzi il rapporto tra quei lavoratori e quelle imprese, perché questo significa non solo mettere a rischio il futuro di quei lavoratori e di quelle lavoratrici, perché sappiamo tutti, in una situazione così non è facile la ricollocazione nelle aree deboli, ma non è facile la ricollocazione neanche nelle cosiddette aree forti, che oggi sono sotto il morso della crisi. Ma non è perché questo non sia possibile, perché questo non accada in generale, oltre che nelle singole vertenze. Noi abbiamo un problema di questa natura, va formalmente, decisivamente e in maniera chiara, semplificata, raddoppiato il periodo di possibilità di cassa integrazione ordinaria, perché questo consentirà ai lavoratori di mantenere il rapporto con il proprio posto di lavoro. Non vorremmo, e lo dico così, non vorremmo che in una crisi che è vera e che davvero pone problemi alle aziende, soprattutto alle piccole e medie aziende, che si stanno misurando con una realtà a volte drammatica, che spesso si ridimensionano o chiudono nel silenzio, perché lì spesso non ci sono neanche i riflettori, e che sono aziende dove peraltro in molti settori e in molte situazioni non valgono nemmeno i tradizionali ammortizzatori sociali che noi abbiamo nelle grandi imprese. Ma non vorremmo che qualcuno tra i padroni, e non solo tra i padroni, pensi che questa crisi è anche l'occasione per ridisegnare il profilo della propria presenza e della propria consistenza produttiva nel Paese. Non vorremmo che ci fossero anche i furbi della crisi, cioè quelli che forse non hanno compreso fino in fondo la lezione prima che viene da questa crisi. La lezione prima che viene da questa crisi è forse nel fatto che bisogna togliersi qualche ubriacatura che abbiamo avuto addosso negli anni scorsi. Sono 20 anni che sentiamo una litania sempre uguale: il capitale va dove il lavoro costa meno, la competizione si fa sul ribasso, la competizione si fa sul fatto che il lavoro in questi 20 anni è diventato non solo una merce, come si dice, ma qualcosa di cui neanche bisogna parlare. Io mi ricordo, l'ho fatto io, risulta a me, parliamo così si sdrammatizza anche un po' il tono di quello che si dice. Io ricordo un primo